Fra i giovani dai 14 ai 19 anni che vivono nel Friuli Venezia Giulia, quelli di cittadinanza straniera sono circa il 6%. Molti di loro sono nati in Italia, altri sono arrivati dopo. Molti provengono da paesi dell'Europa centro-orientale, altri dall'estremo oriente, dall'Africa o dall'America Latina. Alcuni si lasciano alle spalle situazioni difficili. Rispetto ai coetanei italiani, in tanti scelgono una scuola di formazione professionale, così da rendersi economicamente indipendenti il prima possibile e non pesare sulle famiglie. Altri scelgono istituti o licei che li preparino all'università e magari ad un futuro lavoro da libero professionista o insegnante. Quasi tutti i ragazzi di origine straniera parlano l'italiano così bene che è difficile indovinare quale sia la loro lingua madre. Anzi, molti sono bi- o trilingui e questo è un vantaggio rispetto ai compagni italiani. Differenze culturali, sociali o di religione, quando ci sono, non rappresentano un ostacolo per una normale vita di relazione fra coetanei, almeno a quest'età, e comunque non sembrano essere motivo di discriminazione nell'universo scolastico regionale. Parrebbe che le scuole del Friuli Venezia Giulia, regione storicamente multietnica e plurilingue, siano un modello esemplare di integrazione. Ma è proprio così? Per questo abbiamo intervistato ragazzi e ragazze della nostra regione e abbiamo raccolto le loro opinioni in merito. Sì, ho molti amici stranieri, ho un amico che viene dalla Nigeria e altri amici albanesi e romeni. Io mi trovo bene con loro, sì. Magari non li frequento tantissimo, però sì, con loro ci parlo, non ho problemi a socializzare. Noi siamo una regione di confine, quindi dovrebbe essere nei nostri geni questa sorta di apertura che invece io qui non vedo, anzi. Diciamo che avevo subito tanto per esempio io ero in prima, quelli di quinta mi prendevano in giro anche con parole pesanti che mi ricordo ancora adesso e ho avuto qualche problema, ma poi crescendo, diventando più matura, ho capito che ho la bocca per rispondere e se uno mi tratta male, so che mi tratta male, io lo faccio capire e lo faccio smettere. Credo che sia un posto con una mentalità un po' chiusa, è il tipico paesino del Friuli dove tutti sanno tutto di tutti, quindi non c'è molta privacy e anche secondo me appunto c'è questa mentalità un po' chiusa da parte dei chionsesi, quindi anche gli extracomunitari a volte non sono visti di buon occhio. Magari ho avuto a che fare anche con persone che la pensavano tipo gli stranieri fuori dall'Italia e lì sono stata zitta, ma non perché non possa rispondere a queste persone, ma perché dico che rimangano nella loro ignoranza, perché secondo me la globalizzazione, il fatto che ci sia l'immigrazione è un lato positivo, un lato positivo per noi per il semplice fatto che possiamo integrarci con altre persone, conoscere la loro cultura, le loro origini, la loro storia e non fermarci solamente io sono italiano, basta, sto solo con gli italiani ad esempio. Ho partecipato a un programma di intercultura un anno in Danimarca. Purtroppo comincio che pensano non molto bene di noi perché appena entrato in classe dicevano ah sì, mafia, pizza, pasta e mandolino, sì, le solite cose che tutti gli italiani all'estero vengono riconosciuti. Io sono stato vittima di un pregiudizio di noi italiani e non è stato molto bello. Molti miei amici che fanno sport con me, anche se li conosco da molti anni, non sapevano neanche che io ero straniero, l'hanno scoperto in un periodo più lontano. Ho sempre notato che nonostante appunto magari nello sport, avendo delle amicizie forti come per esempio la comunità africana, questa è una comunità abbastanza chiusa e c'è una reticenza da parte dei ragazzi di unirsi a quello che gli altri fanno, senza
ostilità, però semplicemente probabilmente per una barriera economica e per una barriera di abitudine. Nel momento in cui c'è qualcosa di gratuito, aperto, in cui ci si incontra, però magari si rimane sempre magari nel centro della città, non bisogna andare da qualche altra parte, questo funziona molto. Io ho imparato l'italiano in 2 mesi più o meno l'italiano, che usavo il computer, il dizionario del genere, e poi ho cominciato ad uscire subito, mi sono iscritto a una sera a giocare a calcio e così via. Sono bravi, diciamo, soprattutto la gente che viene dall'est Europa ha un tiro molto potente, perché comunque li abituano sin da piccoli, credo, a giocare con palloni più pesanti e giocano bene. E sì, rispettano le regole, magari a volte non so, qualche volta si può dire che abbiano la testa più calda, qualcuno, perché magari risponde o non ascolta, però questo credo ci sia tanto per gli stranieri quanto per gli italiani e è una cosa valida per tutti. Gli stereotipi che girano e anche le usanze che si vedono far fare agli stranieri, come primo approccio c'è un approccio negativo e anche di critica. Però dopo alla fin fine, conoscendoli in un modo o nell'altro, magari in una partita di calcio come mi è capitato a me, ti accorgi che non sono tanto diversi rispetto a noi, hanno le loro caratteristiche, ma anche loro come noi sono spaventati, loro sicuramente più di noi perché sono in un ambiente che ovviamente non è casa loro e quindi sono in un certo senso anche impacciati nei rapporti al di fuori delle persone diverse da loro. Ad esempio l'ultima volta ero andato nella mia parrocchia dove hanno messo un paio di canestri a fare 2 tiri e ad esempio è arrivato un ragazzo turco che stava lì, mi ha chiesto di giocare e voglio dire lì alla fine ci siamo un po' conosciuti, sì è stata una cosa di una mezz'oretta, un'oretta, però insomma quello dopo, ma grazie anche a social network e mille cose, dopo ci si riesce anche a tenere in contatto, diventando amici su Facebook logicamente non saremo i più stretti conoscenti, però comunque ti rimane qualcosa, no? Di un ragazzo da una cultura diversa e che ti ha fatto conoscere un'altra parte del mondo. Nella mia classe c'era una ragazza della Bielorussia che è venuta in Italia quando aveva 14 anni. A questo punto non parlava né tedesco né italiano. Dopo 3 anni lo parlava perfettamente entrambi e perciò sì, problemi linguistici proprio all'inizio sì, ma sono spariti subito. Sì, ho sti problemi nelle interrogazioni. Quando il prof mi fa la domanda io non riesco ad esprimermi bene e questo mi demoralizza perché io so di sapere le cose ma poi non riesco ad esprimermi. Quando sono arrivata mi ricordo il primo giorno di scuola che mi sono messa a piangere perché io parlavo tedesco che ancora non mi ricordo com'era perché ho scelto una classe dove studiano solo inglese. Loro parlavano solo inglese, mi chiedevano ma parli inglese? Io no, quindi mi sono messa a piangere, ma dopo mi chiedevano come sto, non parlavo italiano quando sono arrivata, quindi era difficile, ma era un ragazzo che ha la mamma ungherese e parla ungherese che mi aiutava per 1 o 2 mesi, dopo me la sono cavata. C'erano un po' di concorsi per la lingua che facevamo 2 o 3 volte alla settimana. Il corso di italiano che avevamo fatto dal primo fino anche in quinta, qualche volta vado a fare. A casa parliamo in ghanese, lì, anche qualche volta in inglese. Sì, è stata dura perché io non sapevo la lingua, non volevo parlare neanche se la sapevo, non mi veniva da parlare, boh. Sono cresciuta guardando la TV italiana, quindi guardando i cartoni animati, come tutti gli albanesi si impara anche l'italiano. Io quando sono venuta qua non avevo nessuno che mi aiutava della mia età a casa
era mio zio che lavorava sempre, anche mio padre, quindi ho fatto tutta da sola e vedendo dei film, ascoltando, cioè, ogni giorno la TV, quindi ho iniziato a imparare meglio anche con la grammatica, perché anche la grammatica italiana è molto difficile. No, non ho studiato italiano prima di venire in Italia. Oh, mi piace tanto, l'ho studiato tanto. È molto divertente perché in Egitto questo gesto significa aspetta, poi io arrivo. Allora qui cosa intendi? Per esempio, questo gesto qui appunto mi è stato fatto da me perché ero mi pare un colloquio di qualcosa e comunque c'era una segretaria egiziana e mi ha fatto questo gesto qua e io all'inizio sono rimasto un po' così e poi mi hanno spiegato che questo in Egitto vuol dire aspetta un attimo, arrivo subito da te, perché era il telefono e quindi mi ha fatto così da lontano e io l'ho guardato, ho fatto vabbè, ok. L'olandese dice tu sei in italiano quando si usa il mano, se non usa il mano sei olandese. In Albania questo è sì, invece qua è no, quindi all'inizio era un po' difficile, però adesso no. Salire in italiano e andare su in spagnolo è uscire. A volte diventi un po' confuso perché la gente dice oh salgo e noi pensiamo a uscire. Diciamo una questione dialettale, perché essendo io venuta qui, cioè insomma avevo quasi 6 anni quando sono venuta qui, c'erano moltissime parole del dialetto di qui che io non riuscivo a capire o che per me avevano un significato totalmente diverso, perché mi ricordo ad esempio io andavo alle elementari e c'era la persona che guidava l'autobus che mi diceva, che mi chiamava Mula. E io mi chiedevo perché mi chiamasse Mula e non capivo proprio. Dopo un po' mi hanno spiegato che qui Mula significa ragazza, ragazzina. Questo era solo un esempio, ma ce ne sono tantissimi in cui dopo un po' ho capito che una cosa che per me diciamo significava una cosa, qui era tutt'altro. Qua lo vedo per esempio non proprio a Udine come città, ma nei paesi che si conoscono tutti, sanno cosa fa uno, cosa fa l'altro. In Albania noi sappiamo tutti il vicino com'è, come si chiama, che lavoro fa. Invece qui capita di non sapere che faccia ha il tuo vicino di casa, quindi sì, è un po' diversa questa cosa. Come qua nella scuola vedi un insegnante con le sue borse, anche con libri in mani, lo vedi e passi così, ma in Ghana devi prendere la roba degli insegnanti e accompagnarla ovunque dove va nella scuola, ma qua non si vede qua. In Ghana devi tenere il rispetto, anche ci sarà una disciplina che avrai con loro. Beh, qua pensano tanto al lavoro, si pensa tanto al lavoro qua al nord, mentre in Serbia per esempio si pensa tanto di più alla famiglia. Per esempio le ragazze cercano di sposarsi abbastanza giovani per mettere su famiglia, perché quello è un valore molto importante là, quindi questa è una cosa che ho notato immediatamente, mentre per me sì, è importante, però insomma vivendo qua... Io non è che non ho trovato tante differenze rispetto a Togo, perché io mi sono integrato subito quando sono arrivato qua. Non è che non ho trovato nessuna difficoltà io nel stare con nuove persone che non conosco. Diciamo che è stata una mescolanza di quello che avevo assorbito e imparato in Albania e quello che ho assorbito in 3 mesi e rapidamente qua in Italia, quindi c'è stata un po' sia una mescolanza sia una perdita di quello che avevo acquisito, perché comunque col tempo perdi le tradizioni del tuo paese, magari perdi la cultura o la religione, che nella mia famiglia praticamente non c'è, diciamo, siamo una famiglia di atei a parte mia mamma che è musulmana. Qua tutte le studia troppo,
In America Orlando, Florida, nessuno studia così, studia un po' ma non tanto. In Brasile è un po' più simile qua, ma non è tanto come qua, perché c'è altro modo di vedere la vita, o che fare, anche per andare sabato sera in un posto. Forse vanno in un posto, stanno qua, c'è una festa, un compleanno. Non so, bevono e non fa niente. Le persone qua in Italia, diciamo, secondo me, sono più, non so, più chiuse, più unite per gli italiani, quindi non credo che volessero i stranieri qua, perché loro sono uniti. Infatti le mie amiche dalla classe il loro papà è sloveno, quindi loro parlano con me, anche una mia amica è napoletana e l'altra è bengalese, quindi... Io con la compagnia che esco quasi sempre sono solo rumeni, però sì, non è detto, qualche volta esco anche con i miei compagni e tutto quanto. Non so, quando vedo anche questa differenza tra, non so, una discoteca, non so, dove ci sono più stranieri o più rumeni, una discoteca solo gli italiani. Cioè, io vedo le differenze, però gli altri non le osservano. Non saprei come dire, c'è il modo di divertirsi, di comportarsi, cioè sì, non saprei come spiegarlo. Cioè, per fare una serata tutti insieme a divertirsi con un film o che ne so, una pizza, sì, anzi molto bello unire, magari anche conoscere altre culture, altre religioni, magari venire a conoscenza di altre realtà, secondo me arricchisce tanto e non si finisce mai di imparare, ecco. Vorrei anche che magari la gente sia un po' più, come si dice, malleabile, che sia un po' non rigida su quello che pensa, dice no, qua gli stranieri non possono entrare. È sempre stata quella delle immigrazioni, quindi so che c'è gente in Argentina che ha il mio stesso cognome, quindi sì. Una mia amica, proprio amica mia sul serio, è praticamente andata sul giornale in Telefriuli perché nonostante avesse avuto 18 anni, nata qui e tutto, non le volevano comunque dare la cittadinanza. E mi sembra un fatto ingiusto e vorrei semplicemente sapere il motivo, perché voglio dire, sono italiana come tutti i miei compagni di classe, nata qui, cresciuta qui, studio qui da sempre. Non ho mai fatto un anno in Nigeria, per dire. Però nell'ambiente scolastico hai 5 ore di lezione, cambi d'ora, non puoi parlare di chissà cosa, insomma, o ti vedi fuori dall'ambiente scolastico o altrimenti, insomma. Diciamo che la scuola potrebbe proporre, come diceva anche l'altro ragazzo, conferenze, dibattiti, per vedere un po' a entrambi i punti di vista, sia degli italiani che degli stranieri, sull'approccio, diciamo, che c'è. Ritengo che magari appunto, non magari dei corsi, però appunto degli incontri dove se uno vuole andare può partecipare, dove si parla della cultura degli altri, per esempio africana, che sicuramente è molto diversa dalla nostra e quindi sconosciuta, e anche loro fare degli incontri per conoscere la nostra cultura. Quindi ci può essere un incontro tutti assieme dove ci si scambiano idee e opinioni e quindi diventare anche amici. Poi magari ci sono persone che caratterialmente sono più espansive e quindi non hanno nessun problema anche privatamente a socializzare. Non so, per esempio parlare durante le assemblee di istituto qua a scuola sarebbe secondo me interessante magari anche fare una conferenza dove magari i ragazzi stranieri, anche noi italiani, possiamo avere un dibattito, un motivo di confronto proprio per superare questa barriera dei pregiudizi che sento la necessità di superare nel XXI secolo sicuramente. Forse di permettere ai ragazzi, ai giovani stranieri di raccontare la loro storia, quello che hanno lasciato nei loro paesi di origine e come sono trovati qua, i loro pensieri, tutte
come il loro paese, le loro tradizioni. Per esempio giusto l'altro giorno con un mio amico ho parlato dell'integrazione degli stranieri per quanto riguarda venire qua e trovare subito lavoro, che per esempio lui diceva che chi viene qui per non fare niente sarebbe anche meglio sì, che torni a casa, però secondo me bisogna anche considerare i motivi per cui una persona viene qua. Per cercare lavoro, fortuna, per studiare, sono tante le motivazioni che spingono, anche magari possono essere rifugiati politici o per scappare dalla guerra, sono tante motivazioni che vanno considerate. Senti mi bevo che deve scrivere una roba con cori.